Insieme per l'inclusione è un progetto di cui si sta discutendo qui all'Istituto Anna Frank, alla presenza di esperti, formatori, psicologi e staff docente. Sì, abbiamo voluto realizzare questo incontro anche grazie alla sollecitazione dell'Associazione Arca di Noè per dare modo agli operatori che si occupano dei soggetti con bisogni speciali, siano essi con disabilità, con bisogni educativi speciali di altra natura, di potersi confrontare e di poter discutere insieme di quelli che sono proprio i fattori che determinano l'inclusione. L'inclusione è un elemento fondamentale per garantire il benessere, la sicurezza, il fatto di sentirsi a proprio agio a scuola, e questo lo dobbiamo garantire anzitutto ai soggetti più fragili. E quindi mettere insieme oggi docenti, assistenti alla comunicazione, genitori, psicologi, esperti di vario tipo ci serve per creare le migliori condizioni affinché l'inclusione venga realmente promossa e portata avanti all'interno. Ecco, qual è la situazione all'interno degli istituti cui lei dirige? In questo istituto noi abbiamo oltre 35 bambini con disabilità, molti di essi anche fruiscono per fortuna del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione che il Comune di Agrigento per esempio quest'anno ha fatto partire sin dal primo giorno. Credo che sia questa una conquista di civiltà, e quindi mettere insieme lo specialista insegnante di sostegno con l'assistente all'autonomia e comunicazione e i docenti curriculari sin dal primo giorno consente di garantire una qualità del servizio scolastico certamente di primo piano. Assessore, oggi un'interessante iniziativa sull'inclusione. Diceva il dirigente scolastico Russo che il Comune di Agrigento quest'anno ha immediatamente dato via al corso, un sicuramente traguardo importante. Sì, un impegno che siamo riusciti a mantenere, abbiamo iniziato a lavorare già dal mese di luglio ed agosto per garantire l'avvio del servizio assistenza autonomia e comunicazione in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Dicevamo durante gli interventi che è un processo amministrativo e didattico che non vede antagonisti ma vede soggetti parimenti protagonisti. Su questa linea ci siamo mossi e siamo riusciti a garantire l'avvio del servizio già dal primo giorno di scuola. Garantire il benessere dei bambini speciali all'interno delle nostre scuole è il nostro obiettivo primario. Si riescono a coprire le tante domande che ci sono, le richieste? Noi siamo riusciti quest'anno a garantire in toto le richieste sia come numero che come monte ore. È logico che dobbiamo fare una grande azione di tipo amministrativo e contabile per fare in modo di garantire la copertura finanziaria di questo servizio, ma questo è un obiettivo che abbiamo promesso e ci promettiamo di mantenere sia per il corrente anno scolastico che per quelli a venire. Parliamo di questo progetto all'Istituto Anna Frank, cui lei è relatore, che parla di inclusione. Ecco, cosa vuol dire inclusione e se è possibile, diciamo, ai nostri tempi una giusta inclusione? L'inclusione è una questione di comunità. Includere vuol dire non mettere il bambino solamente in un centro abilitativo di tipo psicologico e quant'altro, ma fare in modo che le competenze acquisite vengano spese nella comunità. E la comunità per un bambino solitamente che ha bisogni educativi speciali sono due, sono la casa e scuola. E qui appunto siamo a scuola e tutte le figure coinvolte in questo percorso abilitativo hanno un ruolo centrale per portare, e la rete è fondamentale, ciò che viene fatto per esempio in un centro all'interno di un contesto naturale. Per fare questo ci sono delle figure fondamentali, l'insegnante di sostegno, ma anche l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, che appunto se segue una programmazione comportamentale può favorire delle abilità sociali della persona con bisogni educativi speciali pagate dal comune, quindi sostenibili per la famiglia. Però l'evento è importante anche per questa rete che si è creata, perché tutti gli attori coinvolti in un percorso di abilitazione sulle autonomie personali e sociali della persona con bisogni educativi speciali sono qui, e mi auspico che sia l'inizio di una interazione, di una rete che garantisce sempre un successo.